Con Edoardo Frosini del Consiglio Nazionale delle Ricerche, vice direttore, a parlare di un qualcosa che ci riporta indietro nella storia, però è anche un centenario importante, per cercare di capire come siamo arrivati anche a questo periodo dove ci sono troppe, secondo noi, persone che vogliono rielaborare un qualcosa che è già scritto. La storia è storia. Il CNR, come sa, è un'istituzione che nasce a inizi secolo ed è ancora oggi la massima e vorrei dire l'unica istituzione nazionale che si occupa della ricerca scientifica, con dei problemi ovviamente dovuti all'instabilità, alle crisi economiche che si ripercuotono anche sul bilancio del CNR. La notizia che ho letto oggi sui giornali, di cui era a conoscenza ma che ha trovato conferma, che pare che nella legge di stabilità ci sia un emendamento governativo che prevede un'attribuzione di 30 milioni di euro a favore del CNR. Sarebbe, diciamo, un'autentica boccata d'ossigeno per consentire a questo ente di poter fare quello che deve fare, cioè promuovere la ricerca scientifica. Il nostro bilancio è speso per la quasi totalità negli stipendi e nelle spese vive del funzionamento dell'ente e invece abbiamo difficoltà a investire nella ricerca, che sappiamo essere in tutto il mondo il volano per la crescita e il progresso di un paese. Se non c'è ricerca un paese muore, non ha possibilità di poter andare avanti, di imporsi nel mercato mondiale. Noi abbiamo tante eccellenze in Italia, anche al CNR abbiamo dei dipartimenti di informatica, di chimica, di fisica, che fanno delle scoperte importantissime, brevetti eccetera, però poi stentiamo ovviamente nel dover comprare i macchinari che sono costosissimi eccetera. L'esperienza di oggi invece dimostra l'impegno del CNR nelle scienze umane e sociali, anche qui è un impegno da sempre costantemente seguito e monitorato. Qui grazie all'impegno del professore Catalano e all'unità di ricerca La Pira del CNR, ma noi, e lo dimostra anche la mia vicepresidenza, io sono un giurista, abbiamo sempre, teniamo sempre sott'occhio le scienze umane, perché anch'esse fanno parte a pieno titolo della ricerca scientifica. Soprattutto parliamo anche di confronto tra culture differenti, da modi di intendere anche quello che è il passato, perché questo si evincerà da questi 2 giorni. Sì, seguiamo le trasformazioni, bisogna costruire sul passato per poter avere uno slancio maggiore verso il futuro. Non bisogna dimenticare il passato è la storia come si dice magistra vitae, nel senso che non possiamo fare a meno e non dobbiamo fare a meno della storia, del nostro progresso, però dobbiamo guardare al futuro. Il futuro oggi è fatto in gran parte dalla crescita tecnologica, dall'impatto della tecnologia nel nostro mondo, soprattutto le nuove generazioni. Ora questa riunione, questo seminario, questo convegno è la dimostrazione di come si attinge al passato, a una vicenda che riguarda un po' il mondo russo degli inizi del secolo Novecento, ma da qui per vedere appunto cosa fare per il futuro, come costruire le basi per la ricerca del futuro attingendo e comparando con le esperienze del passato.